Questo servizio è offerto da FDL Studio, siti internet per la tua azienda. Ci troviamo a Este nella sede di Usato Rarità e siamo in compagnia di Roberto, il presidente di questo bellissimo posto, che ha avuto la bellissima idea di dedicare una mostra antologica al grandissimo Fabrizio De André. Roberto, cos'è questa passione? È la passione di apprezzare quello che attraverso il materiale di collezionismo può essere trasmesso anche ad altre persone. In questo momento ci stiamo occupando di questa splendida figura che è il Faber, per l'appunto Fabrizio De André, che attraverso il collezionismo vuole trasmettere un messaggio forte, un messaggio importante, quello del suo operare a favore della libertà, a favore del cantautorato, a favore degli ultimi. Chi era Fabrizio De André? Era una persona innanzitutto di una sensibilità equiparabile solamente all'intelligenza e alla cultura che aveva. Ebbe la fortuna di, diciamo così, abbandonare i suoi studi forensi e appassionarsi a quel genio che era Brassens, il poeta, il cantautore delle prostitute, che arrivato a Genova, a casa sua, attraverso il padre del Faber, lo fece innamorare di questo modo di esprimersi e che ispirò la sua grande produzione. Spiegaci la discografia di questo grandissimo poeta. È un poeta che a tutt'oggi si propone con un'attualità straordinaria. È una figura che come Alda Merini, che come Mannerini obbligherà sempre a parlare al presente, perché non si potrà parlare di cantautorato, ma voglio dire, oserei dire anche di cultura italiana senza prendere in considerazione il Faber. Le sue canzoni sono una produzione poetica di straordinario livello. È un modo di andare a analizzare anche ambiti, se vogliamo, così di primo acchito distanti dal suo modo di sentire, ma che lui seppe attraverso i Vangeli apocrifi portare con spirito critico ed avvicinarli anche a quelle persone che magari potevano essere scettiche nei confronti di questi testi importantissimi. È una persona che trovò l'apogeo della sua realizzazione andando in una terra vergine, qual era la Sardegna, andando a produrre a livello di agricoltura in quell'area geografica e a produrre, come si sa, di notte, proprio nei suoi possedimenti, nei boschi, invitando di volta in volta quei grandi artisti che andarono a collaborare alla sua produzione e che sono qui a tutt'oggi a testimoniare quella che è la produzione di André. In questa mostra che cosa possiamo vedere di particolare? Com'è nello spirito di Usate Rarità di Moira Facciolo e dell'Artificio che qui è ospitata, c'è questo spinto collezionismo, questa spinta ricerca nei confronti di pezzi assolutamente rari, oserei dire talvolta unici. Abbiamo visto quel nastro addirittura in formato cassetta stereo 8 in cellofanata per lo più. Abbiamo visto le sue produzioni per la rivista A, anarchica, abbiamo visto quelli che sono anche i suoi impegni personali nei confronti della beneficenza. Siamo in questo momento dove a causa delle alluvioni di beneficenza e di sensibilità da acuire ce n'è grandissimo bisogno. Lui per esempio lo fece partecipando al progetto di Volare, che fu un progetto benefico fatto dai cantautori italiani. Ciao 2001, una rivista che ci dà tanti ricordi, ma perché hai questa copia in questa esposizione? Posseggo questa copia e l'ho esposta nella mostra tributo omaggio al Faber perché unitamente a grandissimi artisti come Iggy Pop, Alberto Fortis, Frank Zappa, ma soprattutto Bob Dylan nel suo celebre concerto a Londra, si parla pure di Fabrizio De André, contadino poeta. Non era ancora così famoso, ma aveva già dettato grande scalpore il fatto che si fosse isolato, avesse per un certo verso un po' ripudiato quella che era la sua nobile origine e avesse deciso di andare a vivere nella Sardegna. La vita di De André è cominciata ed iniziata nei palazzi più importanti di Genova, ma lui è diventato famoso e riconosciuto e amato per aver decantato gli ultimi. Lui fosse nato in una famiglia che poteva permettersi di dargli quel tipo di cultura. Il padre è estremamente colto, la famiglia tutta è estremamente colta. A Genova i palazzi nobili dove viveva la famiglia De André, dove viveva anche Villaggio, divennero ben presto lo spazio dove si ascoltavano queste canzoni degli ultimi. Faber colse appieno questo messaggio. Lui stesso dice che se non avesse avuto la fortuna di incontrare Brassens sarebbe finito a continuare i suoi studi forensi, sarebbe stato magari un anonimo avvocato, mentre invece era riuscito a fare tanto per le persone che avevano tanto bisogno. Qui vediamo dei lavori del grande Fabrizio.
A cos'è che sei più affezionato? Cos'è che ti piace di più? Quel che mi piace di più è l'opportunità di far capire che qui non siamo di fronte alla musica, siamo di fronte a un progetto culturale a tutto tondo. Siamo al cospetto di una persona della cultura straordinaria, ma supportata da un'intelligenza che è ancor più che straordinaria. Scelte politiche e scelte ideologiche sue non possono essere oggetto di discussione, bisogna solo vedere quello che lui diede al cantautorato italiano. Parlando di Fabrizio De André, non si può non parlare della canzone di Marinella. Non si può non parlare della canzone di Marinella e non si può pensare a quanto bello sia che una persona che ha avuto una fine così abbia la sua fine tragica trasformata in un idillio del genere. La canzone di Marinella diede la notorietà insperata al Faber, gli diede l'opportunità di interrompere i suoi studi in avvocatura e di diventare un cantautore, e noi ringraziamo Mina, che fu l'artefice di quel successo con quella sua grande voce, della quale il Faber diceva che ha la magia dei gorgheggi, ed è un testamento che dobbiamo tenere, anche se la canzone di Marinella non era tra i brani che il Faber preferiva presentare, proprio perché era diventata troppo una hit. L'ultimo CD che ci ha lasciato Fabrizio De André è un messaggio molto importante che ci lascia, vero? E l'ultimo suo grande testamento, lo prendo qui, è questo straordinario concerto del Brancaccio che ognuno di noi dovrebbe conoscere veramente fino in fondo, dove lui lascia il suo vero testamento, dove va a parlare in un grande concerto con una coreografia essenziale ma straordinaria dei Vangeli apocrifi, e poi la mischia con le sue grandi canzoni che allora, sentite in un contesto culturale di quel genere, danno appieno il messaggio deandreiano straordinario che, usate rarità, farà di tutto, ma tutti dobbiamo sentire come obbligo di ricordare. E adesso, Roberto, per tutti gli amici di Pianura News, guarda cosa c'ho qui. Il mio strumento, il flauto traverso, straordinario strumento presente anche nella produzione deandreiana, ovviamente molto meno del violino che era suonato dal figlio Cristiano per l'appunto. Io, visto che ho il mio strumento per le mani, vorrei intonare per tutti i bambini e per tutti i loro genitori che hanno tanto da capire attraverso il testo di questa canzone, poche note di quella magnifica Girotondo.